Bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. Zona bianca ci siamo, già perché siamo alla vigilia di quella che sarà la decisione del Comitato Tecnico Scientifico, del Ministro della Salute Speranza e del Governo di cambiare il colore delle regioni e dal 1° giugno la nostra regione dovrebbe essere appunto in zona bianca, quella con il minor rischio di contagio e quella anche che ci riporta a una sorta di normalità, una normalità che stiamo attendendo da tempo. Certo è che le restrizioni, quelle più pesanti che abbiamo conosciuto e che si sono via via allentate con l'arrivo della zona gialla prima e di quella bianca che sarà, insomma ci fanno aprire una finestra positiva verso il futuro e verso l'estate che ci attende, anche se dobbiamo ricordarci sempre che le misure da seguire, mascherina, igienizzazione delle mani e distanziamento, andranno tenute comunque sempre in considerazione, perché sarà un periodo di prove. Non è detto che purtroppo non si debba anche ritornare indietro, tutto dipenderà anche da come sapremo comportarci. Di questo e di altro parleremo oggi con il dottor Massimo Crapis, che è qui a fianco a me, responsabile delle malattie infettive dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale. E allora, dottor Crapis, come dicevo, siamo alla vigilia di questo probabile cambio di colore. Ci siamo, insomma, zona bianca? Sì, direi per fortuna, visto l'andamento diciamo dell'andamento epidemiologico, ne avevamo bisogno tutti, ne abbiamo bisogno tutti. Mi riallaccio a quello che dicevi tu, non è un libera tutti, nel senso che è finito tutto e via. Dobbiamo ricordarci quello che è successo, dobbiamo ricordarci quello che è successo l'anno scorso, cioè che l'estate è stata comunque una preparazione alla nuova ondata, a quella che poi abbiamo definito seconda ondata autunnale. Dobbiamo quindi avere ben presente questo fatto. Speriamo che non accada quest'anno, lo speriamo tutti, e ci sono i presupposti perché la vaccinazione e l'incremento della vaccinazione faccia questo effetto, cioè quello di non far saltare, di non far riaumentare i casi. Però diciamo, sottolineo che la zona bianca è fondamentale, ci sono i presupposti assolutamente scientifici per poter fare la zona bianca, però dall'altra parte dobbiamo ricordarci che alcuni accorgimenti dobbiamo comunque mantenerli, in particolare quello del lavaggio delle mani è fondamentale, e quello che abbiamo definito il galateo della tosse, tra virgolette, cioè quando uno ha qualche sintomo di qualche tipo, assolutamente deve utilizzare le mascherine o ancora meglio stare a casa in attesa di definire la situazione. Dobbiamo pensare che qualche mese fa la situazione, soprattutto in Friuli, era decisamente complicata. Oggi, anche reduci da 3 settimane con 50 positivi su 100.000 abitanti, e quindi sotto questa soglia si può aprire fortunatamente la zona bianca per noi. Insomma, la situazione adesso, sia a livello ospedaliero sia fuori dall'ospedale, è assolutamente ottima, con praticamente pochissimi casi al giorno che si contano. Decisamente adesso la situazione è migliorata diciamo relativamente rapidamente, per quanto consistente è stata la terza ondata, perché ricordiamoci che la terza ondata ha messo abbastanza a dura prova il sistema sanitario della nostra regione, in particolare del Friuli centrale, però poi ovviamente anche di zona Giuliano Isontina e Friuli occidentale, per le ripercussioni, diciamo così, da parte del Friuli centrale. È stato però veloce, e mi piace sottolineare questa cosa, la ripresa tra virgolette è stata veloce, sia per le misure restrittive che sono state messe in atto, ma anche perché l'età media è un'età media che si è abbassata grazie alla vaccinazione, che ha protetto una buonissima fetta di ultraottantenni che da gennaio hanno cominciato a essere di ultraottantenni e di fragili, che da gennaio hanno cominciato a essere vaccinati, e che in effetti nella terza ondata, scusate, non dico che siano scomparsi, ma si sono fortemente ridotti, perché dai 50% circa di ricoverati ultraottantenni che noi avevamo sia nella prima che nella seconda ondata, siamo arrivati al 10% degli ultraottantenni. Quindi questo ha fatto sì che la gente avesse un'età più bassa, e quindi chi purtroppo non ce la faceva, diciamo che purtroppo non ce l'ha fatta, ma per quelli che invece sono guariti la ripresa è stata molto più veloce, perché essendo più giovani, avendo meno comorbosità, diciamo che li abbiamo dimessi più facilmente, più precocemente, e quindi la ripresa, anche diciamo il miglioramento a livello ospedaliero, è stato più rapido.
Ecco, la citava appunto prima, la vaccinazione, che è quella che ha fatto sicuramente la differenza, che la sta facendo. C'è stato qualche problema all'inizio, lo dobbiamo dire, perché, e veniamo al dunque, se oggi l'adesione non è alta come ci si attendeva, è anche colpa di un po' di confusione che è stata fatta, di un po' di allarmismo che è stato fatto su questi vaccini. Sì, purtroppo è proprio così. Direi due cose sulla vaccinazione. Uno, che i risultati che stiamo avendo, parlo di risultati concreti, sono eclatanti, perché si è abbattuta quasi veramente azzerata la mortalità degli ultraottantenni, e si è azzerata, lo possiamo dire, la mortalità dei vaccinati, quindi anche se i vaccinati erano categorie fragili, quindi l'efficacia è indubbia e su parametri non da poco, in particolare la mortalità. Si è ridotta anche l'incidenza proprio, quindi il fatto che si siano ammalati, quindi anche questo risultato pienamente raggiunto, quindi la vaccinazione sta dando i frutti sperati, i benefici sperati. Purtroppo l'abbiamo in termini scientifici, diciamo di comunità scientifica, l'abbiamo gestita molto male ed in effetti quello che paventavi tu, cioè il fatto che qualche buco e qualche riduzione di adesione alla campagna vaccinale ci possa essere, è molto responsabilità nostra, perché come è stata gestita dal punto di vista comunicativo la questione, soprattutto del vaccino AstraZeneca, in parte anche quello di Johnson & Johnson, è chiaro che ha determinato una destabilizzazione, una insicurezza nella popolazione generale che sicuramente purtroppo pagheremo in termini di adesione, soprattutto tra i giovani adulti. Ecco, come possiamo fare per riuscire a recuperare questa parte che è fondamentale, perché insomma se non tutti si vaccinano, se non la stragrande maggioranza delle persone si vaccinano, è chiaro che anche la vaccinazione un po' perde l'efficacia, nel senso di copertura, di immunità di gregge, come si sente spesso. Sì, esatto, quantomeno non ci porta all'immunità di gregge. Ricordiamo che il 70% della popolazione italiana deve essere vaccinata, affinché, almeno il 70%, affinché si possa raggiungere la cosiddetta immunità di comunità. Che è, per l'amor di Dio, un margine abbastanza ampio, se ci ricordiamo del morbillo eccetera, è 95%, quindi diciamo che è già una patologia che ci consente un margine ampio, però se non lo dovessimo raggiungere, una reale normalità noi non la raggiungeremmo, quindi questo è un elemento da tenere in considerazione. L'altro elemento da tenere in considerazione è che la destabilizzazione è di tipo comunicativo, e questo è anche il più grande rammarico dal nostro punto di vista scientifico, perché in realtà tutte le attenzioni che si stanno mettendo nei vaccini, e quindi anche le sospensioni cautelative eccetera, sono paradossalmente un segno di grande attenzione a quello che è l'analisi del costo-beneficio, e quindi questo dovrebbe dare la garanzia alle persone di diciamo che i passaggi che stiamo facendo e anche i cambiamenti che si sta facendo dell'intervallo tra le dosi eccetera eccetera sono tutti dettati proprio dal fatto che stiamo analizzando giorno per giorno la situazione, e giorno per giorno si prendono i correttivi per andare a dare la miglior, diciamo, soluzione possibile in termini di rapporto costo-beneficio. Chiaramente sottolineando che i vaccini rimangono comunque dei farmaci che, per quanto per fortuna molto molto efficaci, però qualche effetto collaterale purtroppo lo possono dare, come tutti i farmaci li danno, o meglio, in realtà li danno con una percentuale anche inferiore a tanti altri farmaci, però li danno, quindi non possiamo pensare di arrivare a un certo punto di avere il vaccino perfetto, cioè la piena efficacia al 100% e lo 0% di effetti collaterali. Questo purtroppo è scientificamente impossibile. Un'altra cosa importante da dire è che oggi gli hub vaccinali sono praticamente dappertutto, sia nelle aziende, sia sono stati fatti insomma nei distretti, insomma adesso si pensa anche per l'estate di metterli nelle località turistiche, insomma non ci sono più scuse da questo punto di vista per non vaccinarsi.
Assolutamente, e diciamo che poi noi arriviamo tardi in questa cosa, e a me ha fatto sempre sorridere gli esempi di Israele o della Gran Bretagna, dove addirittura la vaccinazione avviene veramente ovunque, cioè uno va in birreria e gli chiede ma sei vaccinato? No, beh allora aspetta che ti vaccino, in birreria. Oppure le immagini americane dove le persone in macchina in fila col braccio fuori e passano a vaccinare, quindi diciamo che non dobbiamo stupirci, nel senso che addirittura in Italia siamo stati molto più prudenti, abbiamo iniziato appunto con centri vaccinali molto ben strutturati, con presenza di medici, di personale infermieristico, diciamo che è giusto e assolutamente sacrosanto continuare a farle in sicurezza, però per aumentare la possibilità di vaccinazione, visto anche che gli effetti collaterali gravi, immediati, quindi le reazioni allergiche gravi, eccetera, sono assolutamente stati molto inferiori al previsto, e quindi la possibilità di incrementare l'offerta vaccinale nei posti più disparati assolutamente c'è. Grazie, allora intanto ci fermiamo per questa prima parte di Screenshot, spazio alla pubblicità e poi ritorniamo a parlare con il dottor Krapis. Seconda parte di Screenshot, siamo in compagnia del dottor Massimo Krapis, responsabile delle malattie infettive dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale. Insomma, abbiamo già affrontato il tema delle vaccinazioni, ma visto che andremo, ci si augura, ma così ci ha confermato anche il dottor Krapis prima, verso la zona bianca dal 1° giugno per il Friuli Venezia Giulia, le chiedo subito, ma quando potremo togliere la mascherina, almeno all'aperto? Speriamo il prima possibile. In realtà, detto tra noi, le condizioni già ci sarebbero perché l'epidemiologia è assolutamente bassa, la probabilità di circolazione del virus grazie alla bella stagione, alle temperature migliori, alla ventilazione, in realtà paradossalmente anche la pioggia da un certo punto di vista ci fa buon gioco sulla circolazione che c'è stata in questi giorni, sulla circolazione del virus. Ci direbbero che dal punto di vista scientifico la mascherina noi potremmo già non indossarla all'esterno. Aggiungo che a tutto questo, che dal punto di vista stagionale incide, e abbiamo visto anche l'anno scorso che infatti comunque aveva inciso, c'è anche il discorso vaccinazione, perché mi riallaccio alla vaccinazione anche dal punto di vista della mascherina, perché in realtà l'aumento delle persone vaccinate rende anche maggiormente sicuro e maggiormente possibile togliere la mascherina. E questo ce lo dice per esempio uno studio ed un lavoro pubblicato dai CDC di Atlanta, che sono uno dei massimi enti di controllo delle malattie infettive, dove a margine, poi se vuoi lo facciamo vedere. Lo vediamo, sì. Ci fa vedere uno schema dove, lo spiego molto grossolanamente, in verde si vedono le attività dove la probabilità è molto bassa di essere infettati, diciamo così, mentre in giallo e in rosso le attività dove c'è maggior probabilità, maggior rischio. E le due colonne sono i pazienti non vaccinati, dove vedete che ci sono delle attività a rischio, quindi gialle, arancioni o rosse, e invece i pazienti pienamente vaccinati. Sottolineo pienamente, che vuol dire le 2 dosi di vaccino, o vabbè la dose unica di Johnson & Johnson, ma le persone pienamente vaccinate intanto vedete che sono tutte in verde, quindi diciamo il rischio è comunque basso di base. In più, non so se riuscite ad apprezzare, ma le prime 4-5 caselle c'è una faccina senza mascherina. Questa faccina senza mascherina è tutta outdoor, vedete, e anche nel contatto, ovviamente stiamo parlando di contatto di trovarsi all'aria aperta, al parco, a correre, eccetera, anche associato a una persona non vaccinata, la persona, entrambi possono non tenere la mascherina. Questo proprio perché la vaccinazione fa sì che la probabilità di infezione è molto bassa, non è zero. Continuano a sottolineare e sostenere i detrattori della vaccinazione, è vero, non è zero, ma la probabilità
che poi un vaccinato sia comunque in grado di infettare, cioè di contagiare, è comunque estremamente bassa, anche se il vaccinato comunque dovesse contrarre l'infezione. Queste due cose insieme, legate poi alla stagionalità, fanno sì che diciamo abbiamo tutto verde. Quindi sostanzialmente i presupposti scientifici per togliere la mascherina ci sarebbero già, ovviamente aspettiamo la decisione, diciamo, dal punto di vista di legge di decreto che possa consentircelo, però direi che è un'ottima notizia il fatto che già dal punto di vista scientifico i dati, perché sottolineo anche questo, non è l'idea, l'opinione dei CDC, ma sono i dati, diciamo, questo modulo dei CDC viene fuori dai dati concreti analizzati. Ricordiamoci che in America si è iniziata la vaccinazione prima di noi, quindi sono maggiori i numeri dei vaccinati e questo ha fatto vedere che si può fare. Insomma, avvicinandoci all'estate non possiamo non parlare di Green Pass, che è questa specie di documento che ci dovrebbe dare, insomma, la possibilità di accedere forse a tanti servizi, di poterci spostare anche in altri paesi. È una sorta di certificazione per dimostrare che o si è stati vaccinati o si è avuto il Covid recentemente, oppure con un tampone negativo nelle 48 ore precedenti, insomma, ci si possa spostare. Ecco, lei crede che questa possa essere una soluzione fondamentale per ridare vita ai movimenti, all'economia, alla nostra estate e a tutto quanto? Indubbiamente, questa è una soluzione molto importante, forse, se mi permetto, anche ormai un po' tardiva, nel senso che secondo me c'erano i presupposti per poterla iniziare già da qualche settimana. E perché? Perché abbiamo detto, se dobbiamo aspettare l'immunità di comunità, primo non è detto, io me lo auguro e sono fiducioso sul fatto che la raggiungeremo, però non è detto che la raggiungiamo, perché ovviamente non è obbligatorio il vaccino, quindi se non riusciamo a convincere, diciamo così, almeno il 70% della popolazione, non raggiungiamo. E comunque, ora che lo raggiungiamo per le dosi di vaccino, per difficoltà anche oggettive e logistiche, può passare qualche mese. Invece, se ragioniamo con il passaporto, chiamiamolo così, diciamo, o Green Pass come lo chiamiamo, questo consente di accelerare le cose. Chiaro, detto tra noi, dà anche un incentivo alla vaccinazione, sostanzialmente dà un aiuto alla vaccinazione, perché magari se anche io sono indeciso, però non posso andare allo stadio, non posso andare al concerto, eccetera, non posso andare in vacanza se non ho la vaccinazione, a quel punto diciamo che è uno sprone per cercare di vaccinare il più possibile. Infatti, assolutamente, questo potrebbe dare una mano, soprattutto non tanto in parte sicuramente per gli indecisi. Poi sappiamo che c'è tutta un'altra area Novax e quelli da convincere saranno molto difficili. Lei in questi mesi ha portato avanti una sorta di partito dei realtisti, proprio in contrapposizione ai negazionisti, raccontando tutto quello che succedeva, le vostre giornate, le terapie intensive piene, il dolore per la perdita dei vostri pazienti. Si è riuscito, secondo lei, a scalfire questo partito dei negazionisti, o è ancora, a suo parere, forte? Ma allora, ti ringrazio per aver citato, diciamo così, questa iniziativa, che è venuta un po' preso dalla disperazione di continuare a non vedere, diciamo così, una piena presa di coscienza di quella che era la situazione. Quindi mi è venuto così provocatoriamente di chiamare realtisti, perché di fatto non fotografavo nient'altro che la realtà di quello che vedevo e vivevo ogni giorno, ma che sembrava non essere del tutto capita da alcuni. Sui negazionisti, su Novax, eccetera, io ho una posizione molto semplice, è veramente molto lineare e diretta. Chi non vuol capire non capirà, quindi, diciamo, perché c'è una forte volontà nel non voler accettare l'evidenza scientifica. E diventa anche veramente abbastanza inutile, dal mio punto di vista, riuscire a parlare e a spiegare i concetti a chi non li vuole capire e non li vuole accettare. Infatti la mia iniziativa dei realtisti non è per chi ha già deciso di non voler ascoltare, ma è per gli indecisi. La vaccinazione è un rischio però talmente basso che deve essere, secondo me, valorizzato il beneficio invece che a 360 gradi che dà. Ecco. Abbiamo visto che la campagna vaccinale è stata aperta via via alle varie fasce, partendo naturalmente dagli operatori sanitari, gli anziani, e poi insomma
sempre persone fragili, poi si è scesi con l'età. Ecco, per quanto riguarda i bambini, i ragazzi, che cosa ci dobbiamo aspettare? Andranno vaccinati anche loro? Abbiamo visto Pfizer sta già preparando un vaccino anche per loro, è bene vaccinarli, visto che comunque non hanno avuto grandi casi, insomma, qual è la situazione dei ragazzi e bambini? Allora, sicuramente questa è una questione molto interessante, proprio anche dal punto di vista scientifico, perché nella valutazione costo-beneficio noi dobbiamo mettere nel costo-rischio, chiaramente, cosa la malattia determina su una persona. Ed in effetti, diciamo, la fascia sotto i 20 anni ha una possibilità di effetti collaterali, chiamiamoli così, da Covid molto bassa, non è zero neanche lì. È chiaro che se noi riuscissimo a coinvolgere anche questa popolazione, andremmo ad abbattere ulteriormente il rischio di circolazione del virus e quel 70% diventa ancora più facile raggiungerlo, diciamo così, pensando poi a luoghi come le scuole, dove notoriamente la, diciamo, circolazione di patologie respiratorie è molto ampia e molto frequente. Però dall'altra parte è giusto che noi abbiamo la garanzia, parlo anche da genitore ovviamente, oltre che da medico, che abbiamo la garanzia che quel farmaco che noi andiamo a utilizzare ci possa dare un rischio veramente trascurabile a fronte del beneficio che la collettività va a trarre di questa vaccinazione. Quindi in questo momento non possiamo con certezza scientifica dire sì, sicuramente si farà e che non ci sono problemi. È giusto andare a studiarlo. Sottolineo che in realtà alcuni vaccini, per esempio il Pfizer, era già stato testato dai 12 anni in su, quindi comunque una piccola percentuale di popolazione pediatrica già c'era e non aveva fatto vedere diciamo effetti collaterali. Però se riuscissimo ad avere una numerosità maggiore è chiaro che saremmo ancora più sereni nel comunicare questo messaggio scientifico. Ci avviamo alla conclusione di questa puntata di Screenshot. L'ultima domanda riguarda quando ci dovremo rivaccinare, perché ormai tante persone sono vaccinate, alcune si stanno vaccinando in questi giorni. Quando poi, per esempio voi operatori sanitari avete iniziato a dicembre, gennaio di quest'anno, quando bisognerà rivaccinarsi? Quanto durerà il vaccino? In questo momento non si sa con certezza, diciamo che perché? Perché ovviamente è passato, tra virgolette, non così tanto tempo e quindi non abbiamo ancora l'evidenza scientifica di quanto dura la buona risposta, un'adeguata risposta immunologica nei confronti dell'infezione. Diciamo che quello che scientificamente sappiamo è che almeno 6 mesi la protezione dura in maniera adeguata. La protezione dopo un'infezione, studio dello Spallanzani, quindi anche qui dati concreti, dura almeno fino a 11 mesi. Diciamo che è molto probabile che le due cose vadano a sovrapporsi, cioè che anche la vaccinazione ci determini una protezione di almeno 11-12 mesi. Quindi l'idea, parliamo di idee e non di certezze, è che probabilmente ci sarà, come per l'influenza, una volta l'anno la necessità di vaccinarsi e quindi quest'anno potrebbe essere che le due vaccinazioni possano andare a coincidere, quindi diciamo con ottobre-novembre, ovviamente l'inizio di quando potremmo aspettarci un nuovo incremento, ci possa essere la necessità di vaccinarsi per l'influenza, quello come ogni anno, e rivaccinarci per il Covid. Questo è quello che si pensa. Ovviamente siamo anche qui alle viste e pronti a, diciamo, vedere i dati reali alla mano, scientifici, che ci faranno vedere se c'è qualche diversità. A questo dico solo una cosa, mi permetto di dire una roba. Tanti fanno spontaneamente, autonomamente la determinazione del titolo anticorpale per capire se sono ancora protetti, non protetti, sia dopo l'infezione sia dopo la vaccinazione. Allora, questa è una pratica che scientificamente ancora non possiamo dire che sia consolidata, perché noi non dobbiamo dimenticare che l'immunità che noi acquisiamo o dall'infezione ma anche dalla vaccinazione non è solo su base anticorpale, quindi non è detto che se io ho un titolo anticorpale che sta scendendo io non sia protetto, perché ho anche una immunità che si chiama cellulomediata che purtroppo noi non la vediamo con gli anticorpi e al momento non abbiamo nessuna possibilità di vederlo. Quindi
Sconsiglio questa pratica, tra virgolette, anche perché poi mi viene chiesto di interpretare una cosa che non ha ancora una possibilità di interpretazione. Sconsiglio questa pratica perché non ci dice realmente se siamo ancora protetti o da dopo l'infezione o da dopo la vaccinazione. Ci sono studi che stanno analizzando questa cosa, quindi speriamo un domani di poter dire un messaggio diverso e dirlo, però in questo momento dal punto di vista scientifico non riusciamo a trarre nessuna conclusione. Grazie, allora intanto però possiamo dire che pur con tutte le accortezze godiamoci questa zona bianca in arrivo. Assolutamente, godiamoci l'estate soprattutto, in sicurezza, ma godiamoci. Grazie al dottor Massimo Crapis, è sempre disponibile, è sempre puntuale anche ad aggiornare noi e i nostri telespettatori sul fronte Covid e non solo. Questa puntata di Screenshot termina qui, l'appuntamento è per domani sera.